Dottor Giuseppe Opocher, dunque una nuova nomina come direttore dell'Istituto IOV, una nomina che lo riempie di entusiasmo ma anche di numerose cose da fare. Sì, è una bellissima scommessa su cui penso di arrivare con grande entusiasmo perché è stata anche cercata in questi anni nei quali ho fatto un po' da supplente, però adesso sono il titolare. Un entusiasmo che nasce in realtà dalla vita di tutti i giorni qui allo IOV. Io qualche volta l'ho detto, quando si gira per i corridoi e si vedono il volto dei nostri pazienti, uno si fa sempre più forza di dire no, io questa partita la devo giocare, ognuno se la gioca qui dentro, ognuno al suo livello. E l'ho visto crescere, lo IOV è cresciuto, lo IOV ha guadagnato posizioni. In questo momento il fiore all'occhiello, la cosa più bella, il rapporto tra produzione di pubblicazioni, diciamo, e numero di ricercatori è il quarto in Italia. Continuiamo a essere in crescita, anche i dati che porteremo per quest'anno, che manderemo al Ministero tra qualche settimana, ci vedranno ancora in grande aumento, per cui sono molte speranze per il futuro di continuare a essere ben sostenuto dal Ministero. Direttore, 5 anni di carica, quali sono gli obiettivi immediati? L'idea è quella di sostenere i due grandi filoni in questo momento dell'oncologia dal punto di vista della ricerca, che è quello della genomica dei tumori, il rapporto tra gene e sviluppo del tumore, e l'immunologia del tumore, perché adesso questo è il settore che in anni scorsi ha avuto un grande successo, adesso è in fase veramente di grande corsa, per dare beneficio al paziente. Quindi il mio impegno è far sì che queste cose diventino atti concreti e miglioramenti della vita di tutti i giorni. Poi ho un altro piccolo progettino che è quello di impegnarmi un po' nella comunicazione al paziente, nel raccontare a loro cosa vuol dire fare ricerca, come ci stiamo muovendo, perché penso che la gente ha bisogno di sapere non solo, ha bisogno di sapere cosa in realtà avviene nelle nostre stanze, nei nostri laboratori, e deve essere una casa aperta con tutta di vetro, insomma, diciamo, ecco. E però occorre anche tradurre alle persone il significato delle cose che facciamo e su questo mi voglio anche impegnare.